Siamo stati in un luogo davvero molto toccante, il cimitero germanico della Prima Guerra Mondiale di Quero, nel Bellunese. Simile ad una fortezza, fu ultimato in epoca nazista nel 1939 a ridosso del Piave. Al suo interno sono sepolti i corpi di 3.465 soldati austro-ungarici e tedeschi morti sul Monte Grappa. Dall'ingresso siamo subito entrati nella sala d'onore, il punto centrale del mausoleo. Qui si trova un altare illuminato da un foro sul tetto, dove su 2 libri in metallo risiedono i nomi degli 865 soldati identificati. Sulle pareti i mosaici raffigurano 12 soldati afflitti dalla perdita dei commilitoni e sopra all'entrata si trova un'aquila nazista a cui è stata tolta successivamente la svastica. All'esterno una doppia cinta muraria forma un camminamento che porta fino al secondo bastione, dove si trova la fossa comune che ospita i giovani militi germanici caduti durante la Grande Guerra.